Notizie scottanti che arrivano direttamente dal dietro le quinte del Napoli. Siamo tornati con un altro aggiornamento che scuoterà il mondo del calcio e porterà grandi aspettative ai tifosi. Come sempre, vi portiamo informazioni fresche e altamente rilevanti. Quindi, prima di tuffarci in questa notizia elettrizzante, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Mario Rui, uno dei principali protagonisti del terzo scudetto del Napoli, ha ufficialmente lasciato il club dopo la rescissione del contratto annunciata ieri. Il centrale portoghese, che ha fatto la storia vincendo una Coppa Italia e lo scudetto 2023, è ora libero sul mercato e sta già suscitando l'interesse di diversi club. Mentre si gode le vacanze in Portogallo con la famiglia, si ipotizza che Mario Rui possa tornare in patria per una nuova esperienza. Tuttavia, la Serie A non è stata esclusa e due grandi club stanno già valutando la possibilità di ingaggiarlo. Il Milan, ora sotto la guida di Sergio Conceição, e la Fiorentina, che potrebbe perdere Biraghi per il Napoli, sono tra i principali club interessati al giocatore. I tifosi azzurri, dal canto loro, augurano al centravanti di avere successo, ma sperano di non doverlo affrontare nella seconda parte della stagione.